Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e vi do il benvenuto in Ladinette. Oggi vi presento i cevapcici di tonno, che è il nuovo piatto che abbiamo creato quest'anno per la nostra clientela a grado. Prepariamo i cevapcici con la tartara di tonno, prendiamo la parte più grassa del filetto di tonno, la tritiamo, aggiungiamo la cipolla cotta in forno, pelata, sale, pepe e paprika. Mescoliamo il tutto molto bene in modo da amalgamare gli ingredienti e prepariamo i cevapcici in questa maniera. Per la salsa Ajvar, che andrà da accompagnamento, è la classica salsa slovena, è fatta con dei peperoni grigliati, melanzane e aglio. Peliamo i peperoni, sbucciamo le melanzane e le cuciniamo in forno, frulliamo il tutto con l'aggiunto di zucchero e aceto di mele, aceto bianco di mele. Per il contorno, le patate acidulate sono dei cubetti di patate lessati in acqua salata con l'aggiunta dello yogurt magro e della cipolla marinata sempre con l'aceto di mele. Amalgamiamo il tutto e andiamo a creare il nostro piatto cucinando i cevapcici per alcuni minuti in una padella antiaderente o alla griglia se avete l'opportunità. Prepariamo un bel piattino nero che dà molto risalto, uno stampino adeguato per mettere le patate acidulate, mettiamo sopra i nostri cevapcici senza farli cadere e la salsa Ajvar di accompagnamento. Per dare un po' di colore abbiamo preparato una crema di peperone e di zucchine per dare tonalità al piatto. Vi aspettiamo a grado in Ladinette per provare i nostri piatti e trovare il nostro panorama.